Questa è una svolta storica per il Veneto, è la prima volta che tutta la storia della Repubblica Italiana che si celebra un referendum per la maggiore autonomia di una regione. Una consultazione che cambierà il Veneto, quella programmata per il 22 ottobre prossimo. Un voto che secondo il professore docente ordinario di diritto costituzionale a Padova cambierà anche il resto dell'Italia. È tempo che l'autonomia sia qualcosa che viene data in relazione alla prova che una regione fornisce. Se una regione è virtuosa, come il Veneto, deve avere più autonomia. Se una regione è altamente e indecentemente inefficiente, come la Sicilia, deve vedere ridotta la propria autonomia. Un cambiamento che potrà avvenire solo se ci sarà una forte adesione. Non basta che vada a votare il 50 più 1% degli elettori, qui dovrebbero andare a votare il 99,9% degli elettori. Allora a quel punto si darebbe un segnale fortissimo al dibattito politico e diventerebbe un segnale imprescindibile che potrebbe portare il Veneto a somigliare a Trento e Bolzano. Un obiettivo costituzionalmente possibile, secondo il professor Antonini. Ora, se Trento e Bolzano trattengono i 9 decimi con quelle competenze, è giusto che i 9 decimi spettino al Veneto se si assume tutte le competenze, cioè per esempio regionalizza il personale insegnante, si paga da solo la sanità, eccetera, eccetera. Ma l'importante, per chi ha difeso le ragioni del Veneto davanti alla Corte Costituzionale, è che i veneti rispondano in massa. Se dalla gente arriva un'istanza per una maggiore autonomia in due regioni assolutamente efficienti, io penso che questo sia un dato che da cui la politica non potrà prescindere e che sia di impatto forte lo dimostra la paura che viene da Roma rispetto a questo referendum, in cui in tutti i modi hanno cercato di impedirne lo svolgimento.